Partita la gara del 1500, anche questa è tutta da vedere, abbiamo degli ottimi specialisti al via. Partendo da Marion Crespi a Sanguinetti, intanto guardiamo Randazzo che salta, un gesto di stizza, anche se il salto è valido. Attendiamo la misura di Filippo Randazzo che vale un applauso, ha fatto un bel 7,74, dunque Filippo promessa del salto in lungo azzurro. Passaggio qua davanti a noi, 7,51 per Randazzo, chiude con 7,51 e con, vediamo il passaggio adesso ai 4, Abaperk davanti, passaggio ai 4 avviene in 57,6. Scusa Walter, prendiamo giusto qualche secondo per chiamare alla premiazione anche gli uomini del getto del peso, Pavoni, Romano e Vainati. Ultimo salto per Cotter, che ha dato spettacolo Cotter. Intanto osserviamo dovrebbe essere il pacemaker, la lepre, questo Calda Brian Agaperk, verissimo della Quercia Trentingana di Rovereto, poi ce n'è uno addirittura senza numero e poi quinta posizione per Marion Crespi. (1,58,7 il passaggio, 1,58,7 il passaggio agli 8, alle precaricata di tenere il pacemaker, di tenere alto il ritmo. Ha finito con 7,53 Cotter. Diventa interessante questo 1500 che c'è già gruppo che si è spaccato in due tronconi, se non vado errato. Nel secondo c'è Sanguinetti davanti che cerca di ricucire lo strappo, come vedete la lepre, la cosiddetta lepre, si allarga tutto sulla destra. Vai Mattia! Vai Tia! Allora davanti c'è Carrozza in seconda posizione. (2,59), abbiamo visto un 2,59 ai 1000. Poche parole, sono 3 minuti di gara per fare 1000 metri. Molto bene, 150 finali. Eravamo curiosi di vedere cosa avrebbe fatto magari l'ex campione italiano del 1500 Marion Crespi, che intanto qui siamo in addirittura di arrivo. (8 e 9). Ha vinto Neves Bussotti in 3,43 e 39 davanti a Fabiano Carrozza. Bravo Neves Bussotti.